Nuova rivoluzione nel digitale terrestre, arriva il 4G, una innovativa tecnologia di trasmissione che permetterà a cellulari e tablet di arrivare a trasmettere segnali a 100 megabit al secondo, una potenza 10 volte maggiore della DSL di casa. Un segnale però che potrebbe creare delle interferenze con i canali del digitale terrestre. Per questo gli studenti dell'Ipsia Galileo Galilei di Castelfranco hanno messo a punto una task force chiamata SOS Digitale, che sarà in grado di aiutare coloro che nei prossimi mesi avranno dei problemi con il televisore. Come aiuto abbiamo aperto un sito web, un blog su Facebook per aiutare con l'Ipsia Task Force, come è già successo l'anno scorso con il digitale terrestre, per un numero verde per l'aiuto agli anziani. Per ridurre il disturbo del segnale 4G basterà installare un filtro nell'antenna. La soluzione più semplice è quella di utilizzare un filtro che deve essere installato sull'antenna, che riesce, diciamo, a risolvere la maggior parte dei casi. L'installazione potrà essere richiesta attraverso un sito internet. È previsto dal Ministero tramite la Fondazione Ugo Bordoni che chiamando un servizio di help ci sarà un operatore che gratuitamente verrà a installarlo nelle case dove si presenterà il problema. Per questo i ragazzi dell'Ipsia aiuteranno le persone anziane o quanti non hanno dimestichezza con il computer a inviare la richiesta di installazione, ma anche Antenna 3 ha istituito un servizio di aiuto per coloro che hanno dei problemi con la ricezione dei canali. Basterà chiamare lo 0422 16 26 574 e lasciare un messaggio in segreteria. In breve tempo verrete richiamati e, se possibile, il problema verrà risolto al telefono. In caso contrario arriverà a casa vostra un tecnico di Antenna 3 Service che controllerà direttamente il sistema di antenna.